A proposito di Agragas è sempre viva, stiamo vivendo e soffrendo tutta la città, tifosi, giornalisti, tutti insieme per il futuro dell'Agragas, un futuro che da quello che sembra insomma non parrebbe tanto sicuro e certo. Ecco, la sua impressione, l'impressione di uno che vive col cuore l'Agragas, come dimostrano i 20 libri fatti. Ma insomma, tanto che quest'anno purtroppo sono film a volte già visti, anche se il film di quest'anno è anche figlio dei 2 anni precedenti, è assurdo veramente arrivare, mai l'Agragas aveva realizzato 0 punti. Vero che sul campo ne aveva fatto 15, però insomma, il fatto di 0 punti è come fare un libro a fogli bianchi, è chiaro. Certamente c'era una speranza per questi, come li chiamo io, persiani, perché per me sono, anche si chiamano iraniani, per me sono il famoso impero persiano, sperando che loro diventassero, avevano conquistato la Magna Grecia. Questo è il discorso. Speravo, ieri si diceva che dovevano venire i tappeti volanti, non si sono visti niente, so dalle notizie che, diciamo, delle dichiarazioni fatte. Anche questa chiusura da parte dell'attuale presidente della società che da diversi mesi non si confronta, non si dice nulla. Ma vuol dire che, cioè io quello che penso che vuol dire che non se ne frega niente, o meglio, forse prima se ne fregava e non se ne frega più neanche, ecco il motivo per cui certamente avranno avuto delle spese enormi, è chiaro, quindi quando uno è sotto scopa, si dice, tende anche a non parlare, però insomma, certamente per la sua Agragas veramente è un lutto sapere che forse, come si dice, non c'è 2 senza 3, ci sarà il terzo fallimento, che io ho vissuto i primi 2 fallimenti nell'87 e nel 95, però non pensavo che si potesse arrivare a una nuova situazione. Il famoso detto non c'è 2 senza 3. Esatto, quindi siamo proprio da queste parti. Comunque speriamo sempre, la speranza è l'ultima a morire, si dice che forse anche se fallisce ci ripescono in Serie D, ma io non lo so, bisogna vedere in che condizioni poi è la Lega ce n'è che ci voglia molto bene, non già mai, forse l'unico ripescaggio che ha avuto l'Agragas fu proprio nel 59, quando arrivati secondo dietro il Crotone ci hanno messo in Serie C, ma c'era anche l'Avellino di mezzo che è stato pure ripescato, quindi eravamo in buona compagnia, però parlo di squadre, di città che nonostante sono tipo Agrigento, però il punto di vista calcistico non ci hanno sorpassato da tanti anni, quindi purtroppo questo siamo in attesa di qualche cosa, ma ormai siamo un po', è come quando Lazzaro è dentro diciamo, la tomba, se viene Gesù Cristo va bene, ma veniamo nel miracolo, insomma. Veniamo nel miracolo, esatto, tutto qua.